varcarono i confini tra l'Etiopia e l'Eritrea, scalarono le montagne dell'Amba Alec. Si dice che lo fecero per la patria e per l'idea, ma invece cercavano di procurarsi dello speck. Il duca li conduceva con grandissimo coraggio. Seppur sconfitti, non fuggirono da lì. Nei campi prigionieri producevano formaggio, non solo mozzarella, ma anche il brie. Così dal Kenya, senza pianti o bizze, tra fughe e dignità, ci fu la grande gioia di preparare delle vere italiche pizze. E la prima si chiamò Savoia. Pomodoro, mozzarella, speck e brie, che d'Aosta sono il simbolo e il vanto. Nel regno della pizza le proponiamo qui. Avanti Savoia! Questo è un vero incanto.